vincere continuamente su quella forza atavica primordiale che aveva sempre dominato il suo territorio, ovvero la forza dell'acqua. La grande fatica dell'uomo è stata quella allora di trasformare l'acqua inizialmente nemica in un grande amico che potesse divenire fonte di sostentamento. Se io provo a immaginare Frattesina 3000 anni fa, effettivamente le mani di queste persone, io me le immagino sempre in movimento, è proprio una comunità che ha sempre da fare. C'era l'acqua che disfava tutto quello che lui faceva. Una grande tenacia dell'uomo che comunque sempre si è risollevato dalle situazioni anche le più disastrose possibili. L'acqua è la padrona, diciamo, incontrastata di tutto questo museo qua. Mani di donne che cucinano. Io credo che qui si percepisca molto bene anche la vita quotidiana dei bambini, per cui sono mani che filano, tessono, oppure pescano, riparano una capanna, riparano una rete da pesca. Ci sono mani che toccano, mani che sembrano appena aver lasciato un oggetto abbandonato sul mulino, facevano fatica con quella mano. E poi invece ci sono queste mani degli artigiani specializzati che conoscono i materiali che lavorano, conoscono le mode e sono anche attività molto precise, molto di fino, in particolar modo la lavorazione dell'ambra, oppure i pettini in avorio, che sono un altro oggetto simbolo di Frattesina e che noi ritroviamo addirittura a Cipro, ritroviamo in Europa. L'acqua e le sue diramazioni geografiche, ma soprattutto commerciali, che hanno fatto di Loreo quello che è stato fino adesso e che è finora qui, sono molto presenti. Frattesina era il centro del mondo 3000 anni fa e lo era dal punto di vista anche sociale ed economico, perché appunto era questo centro internazionale di produzione e scambio. La scoperta di numerose monete, ne abbiamo più di 2000, ci ha aiutato in questo a capire il livello dei commerci che si tenevano all'interno del territorio centuriato. Insieme quindi alle merci arrivavano le persone con le idee, con le mode. Abbiamo anfore spagnole, abbiamo la ceramica aretina. Materiali dall'Europa centrale, dall'Europa del Nord, dall'Oriente, dall'Africa, quindi tutte le frecce, le linee convergevano in Polesine. Tutta una serie di stimoli che appunto venivano recepiti poi qui in questo territorio. Abbiamo raccolto i materiali che documentavano il lavoro di questi uomini. La produzione dei latterizi era un'attività importante oltre a quella agricola. La qualità e il livello di vita nelle campagne all'inizio del Novecento e 2000 anni prima del primo secolo a.C. vediamo che questa economia agricola di sussistenza era la stessa. Insomma, è un periodo storico importante la civiltà contadina, perché ha caratterizzato quasi tutto il secolo scorso e prima ancora l'Ottocento, quindi è un periodo di storia importante che va conservato e quindi noi ci occupiamo di questo aspetto. Capire ad esempio attraverso questi nebula, questi vaporizzatori in cui all'interno ci sono i nostri liquori, i nostri distillati, che tipo di profumi annusavano i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trisavoli, che sono diversi dai profumi di oggi. Il lattivendolo, il lattaroio, il ponaroio, la rotina. Il pescaroio che con la cassetta aveva il pesce, o il ponaroio che aveva davanti le uova, dietro gli animali, lo stracivendolo. Le prime attività artigianali, sì, certo. E anche un inizio dell'industriale, perché lo zuccherificio è, diciamo, l'elemento che fa da trade union. Avevamo vestatori un po' da tutto il mondo e tanti emigranti che tornavano. E l'ho visto lacrimare, ho chiesto perché questi attrezzi mi ricordano le fatiche, il lavoro, le fatiche, il sudore che ho fatto con questi attrezzi nei campi, nei muratori, eccetera. Io dico che qui si respira il saper fare, che come tutte le imprese però necessita di un processo che parte sempre dall'intelligenza, da un'intuizione, per cui i ferri del mestiere, la fatica che si respira. Le persone, certe parole, certi oggetti, certi luoghi, fa scattare un loro modo di pensare che non sapevi perché non c'è scritto sui libri. La fatica di una persona che ha lavorato qua e il mugnaio che quando voleva mangiare metteva giù un piccolo bilancino e si prendeva i pesci. Allora non ti restano in testa solo come ricordo, ma come idea di vita.
di qualità della vita. Chi guarda e chi sa leggere, ad esempio, attraverso le nostre bottiglie storiche, capisce che tipo di realtà di quel momento la nostra bottiglia in qualche modo, ecco, riesce a comunicare. Bisogna saper leggere attraverso i prodotti che parlano tanto anche dell'uomo. La struttura molitoria qui nasce dopo un'alluvione e qui la fatica dell'uomo è molto aiutata da quelle che sono le macchine che poi si evolvono nel tempo e assumono una predominanza rispetto alla fatica dell'uomo. Così come il motore è stato un grande aiuto per la possibilità di muovere le barche controcorrente, che prima invece si muovevano con l'ausilio dei cavallanti, che erano questi uomini che le trainavano su una via preferenziale a bordo acqua proprio, oppure mediante le vele, i remi. Fino al 1500 qui la conca di navigazione funzionava come traffico commerciale. Quindi sappiamo che i veneziani commerciavano con gli estensi attraverso queste vie d'acqua. C'è stato il suggerimento di sfruttare l'energia dell'acqua e recuperare al tempo stesso le spese impiantando un mulino e diventa un servizio pubblico. Questo incontro di due fiumi, uno diverso dall'altro, le acque dell'Adige che si incontrano con le acque del Po, e ti dà la sensazione di un qualche cosa come di essere in un luogo dell'incontro. L'incontro con la natura e l'incontro anche delle persone. A mio avviso è una sorta di meditazione, è un momento dove ti annulli un po' dal mondo circostante e ti concentri solo su quella cosa. Quindi per me è una cosa molto importante anche non solo per la produzione di miele, ma anche un po' per il benessere dell'uomo. Dopo arriva la produzione, ma all'inizio non ci pensi neanche praticamente, all'inizio è solo quasi un amore per questo insetto che così piccolo tiene in vita il mondo, gli esseri viventi. C'è un carattere dei polesani, una tipologia di persone che sono molto diverse rispetto ad altri. Carlo Bocchi è un uomo che è vissuto in un periodo molto importante, dove ha visto la caduta di Venezia e la dominazione poi francese e anche austriaca. La sua collezione rappresenta anche un po' il suo essere, la sua intimità. Siamo partiti dalla Boie, diciamo, con la carboneria, con Matteotti e quindi primo e secondo risorgimento. C'erano anche queste persone come Jessie White, che non era neanche italiana, ma ha lottato per una causa che è diventata sua, è diventata parte della sua vita. E con Alberto Mario, suo marito, per la classe operaia locale per esempio, hanno fatto delle grandi cose. Questo museo parla di voglia, di rivalsa, sono delle persone che hanno cambiato una situazione che per loro era diventata ingestibile. C'è questo carattere, diciamo, dei polesani che occorre in qualche modo tenere presente. Perché se scavi, se lo tiri fuori in qualche modo, anche lì vedi delle ricchezze.